A Comitini si è concluso il centro estivo con un laboratorio di pasticceria. Ascoltiamo in proposito il sindaco Nino Condino, che si sofferma anche su diversi cantieri che sono aperti in città. Vediamo. Sindaco Nino Condino, anche quest'anno Comitini ha dato vita ai centri estivi in collaborazione con la ECS, una iniziativa che ha riscosso parecchi consensi. Un'iniziativa che abbiamo voluto proporre per gli altri anni ha riscosso un notevole successo. Ritengo opportuno ringraziare sia i bambini tutti che hanno partecipato così in maniera numerosa, i genitori che hanno permesso la partecipazione dei bambini e naturalmente la ICS per la collaborazione, la realizzazione di tutte le attività che hanno coinvolto un po' tutti i bambini: teatro, ambientalismo, relax, ricreazioni, tutto quello che ci è stato necessario proporre per trascorrere dei momenti salienti, dei momenti di relax in questo nostro comune, in questi momenti dove per motivi di Covid è difficile un po' creare i centri di aggregazione, quindi diciamo che questo momento è stato importante per noi. Per cui ringrazio anche la ICS e naturalmente tutti i funzionari e gli amministratori del comune che si sono adoperati per la realizzazione di questo evento così importante per i bambini. Abbiamo visto che ci sono dei cantieri in giro per Comitini. Sì, è un momento di risveglio, direi, anche economico. Si stanno facendo diverse opere pubbliche e qua vicino alla scuola materna, come avete avuto modo di vedere, si sta ampliando il parco giochi, quindi diventerà una vera e propria cittadella giochi per i bambini. I bambini potranno divertirsi, potranno avere incontri, potranno stare relax per la tranquillità anche dei genitori. Stanno iniziando, anzi sono iniziati anche altri lavori e l'illuminazione di tutte via Verga in direzione del parco minerario, quindi verrà illuminata quella parte che è descritta delle novelle di Pirandello, la via che trascorreva a Ciaola, che dalle miniere portava verso il centro storico del comune di Comitini. Un intervento a breve inizierà anche presso il Calvario, dove verrà ripristinata la piazzola dove avviene la deposizione del Cristo, e con gli interventi di ceramica in tutto il Calvario. E poi interventi verranno fatti a settembre del ripristino di ristrutturazione della pavimentazione della piazza. Quindi diciamo queste sono le attività più imminenti che stanno iniziando. Aspettiamo notizie e finanziamenti per quanto riguarda anche la pavimentazione in pietra lavica un po' di tutte le strade del centro storico. E infine la zona più importante, il corso Umberto, c'era anche la proposta vostra di intitolarla Rosario Livatino. A che punto siamo? Sì, la Giunta ha deliberato di dedicare la piazza principale, che è il nostro salotto, a Rosario Livatino. Dagli incontri che abbiamo avuto in questi giorni con i funzionari della prefettura purtroppo non ci verrà data l'autorizzazione, giustamente, perché alcune norme prevedono, trattandosi di un nome storico, un re d'Italia, Piazza Umberto, quindi non verrà autorizzata il cambiamento di nome, e quindi andremo a individuare un luogo idoneo per collocare così un nome importante come quello del giudice Livatino.